Bande di ragazzi a caccia di risse, il sindaco di Treviso pronto a convocare anche i genitori, non solo i presidi delle scuole. Il primo cittadino vuole parlare anche con il papà che ha attaccato i vigili urbani per aver controllato la figlia. Si chiama vamping, è la tendenza a stare svegli di notte per viaggiare virtualmente sui social. Uno studio shock a Conegliano conferma come il fenomeno tra i giovani sia diffusissimo. Covid e scuola, 95 classi coinvolte nella Marca, 33 di queste sono in quarantena. Intanto ormai il 25% dei positivi nella Marca appartiene alla fascia under 12. Un mese fa l'aggressione a un commerciante di via Roma a Treviso, accerchiato da alcuni stranieri per aver filmato quella che succedeva nella zona. Scattate 4 denunce e 3 DASPO. Ha dato in escandescenze in un locale al grido "vaccinatevi", schiaffeggiando un anziano. Caos ieri sera in un'osteria del quartiere del Piave, 45enne denunciato. Il sindaco contro il Green Pass, ha allestito il gazebo a fianco del municipio di Santa Lucia di Piave, come annunciato in questi giorni. In piena notte si trova faccia a faccia con il ladro in camera, paura per un anziano a Cairano San Marco. Il bandito, messo in fuga dalle urla della vittima, è identificato dai carabinieri. A Treviso tornano le fiere di San Luca dopo lo stop causato dal Covid. Lo scorso anno accesso consentito solo con il Green Pass, varchi e controlli per la sicurezza, la commozione degli ambulanti. Per il blocco molti di noi hanno cambiato lavoro. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano ancora una volta per questa edizione trevigiana la questione delle risse e di quelle bande di ragazzi che si danno appuntamento in piazza, in centro, alla ricerca di facile violenza. Sindaco e questore hanno lanciato un appello alle famiglie proprio in queste ore, in particolare ai genitori. Sarà mia cura incontrare questo genitore innanzitutto per spiegare come si stava comportando la propria figlia e poi per chiedere un aiuto, perché l'aiuto parte dalle famiglie, però se le famiglie sono sempre le prime a giustificare anche i comportamenti sbagliati siamo davvero distanti dalla soluzione. Il genitore, che sabato ha chiamato il comando della polizia locale dopo che la figlia era stata identificata dagli agenti per gli atteggiamenti tenuti durante i controlli per prevenire le mega risse in città, verrà convocato dal sindaco Conte. Solo con il coinvolgimento delle famiglie, secondo il primo cittadino, sarà possibile risolvere il problema, e alle famiglie si rivolge anche il questore di Treviso. Farei anche un appello ai genitori per controllare attentamente il sabato pomeriggio che possibilmente i loro figli evitano di concentrarsi, evitano di aderire a queste iniziative. Mi rendo conto che non è facile. Però sarebbe importante un contributo anche da parte delle famiglie. Ragazzini che via social si chiamano e si radunano a migliaia nei centri storici per provocare o assistere a risse, un fenomeno che accomuna diverse città. Io non credo che siano molto legati al periodo di sofferenza legato alla DAD e ai lockdown, è proprio frutto di una moda bruttissima che sta navigando nei social network e che spinge questi ragazzi a commettere delle gesta che poi potrebbero penalizzarli in futuro in modo davvero pesante. Penso ai colloqui di lavoro piuttosto che alle scelte universitarie. Azioni che rischiano quindi di avere conseguenze serie sul futuro dei ragazzi, ma anche conseguenze economiche sulle famiglie, visto che il Comune di Treviso ha intenzione di chiedere i danni anche di immagine. Questa comunicazione sta danneggiando l'immagine di una città e può essere che qualcuno il sabato decida di non venire in città per far shopping o per visitare i musei perché appunto ha letto quelle notizie che sono reali, perché documentano degli episodi spiacevoli. Ecco, tutta quella documentazione farà parte di quel danno d'immagine che noi richiederemo alle famiglie di quei ragazzi che purtroppo sono stati beccati ad assumere comportamenti sbagliati e sono stati denunciati. Ma c'è anche un altro fenomeno particolarmente preoccupante e diffusissimo tra i più giovani. Si chiama vamping ed è la tendenza a stare svegli di notte per viaggiare virtualmente sui social. Quello lanciato da un insegnante di Conegliano è un vero e proprio allarme. È emerso innanzitutto un dato allarmante, cioè che i ragazzi vanno a letto molto tardi. Quasi un terzo, anzi più di un terzo, ha dichiarato di non spegnere i device, cioè i dispositivi cellulari, prima dell'1. C'è qualcuno che abitualmente ha dichiarato di essere andato a letto alle 2, alle 3.
Quando un ragazzo su 3 mi dice che non chiude il cellulare prima dell'1, io mi preoccupo. Viaggi virtuali, ore piccole, pericoli nascosti ed emozioni concitate, sono tanti, troppi giovani prede del cosiddetto vamping, la tendenza a stare svegli davanti a uno schermo per buona parte della notte, proprio come i vampiri, più che un'emergenza, un fenomeno trainato anche qui dal Covid e relativo distanziamento. Ad analizzarlo una professoressa di italiano dell'Istituto Da Colo di Conegliano e pensare che doveva essere un semplice compito per casa. L'ho incontrato leggendo un passo dell'antologia, ci abbiamo riflettuto, ho dato una domanda per casa e quello che poi ho letto in restituzione mi ha all'inizio stupito, poi allarmato, perché i ragazzi che dicevano di praticare il vamping erano veramente tanti, quasi la metà dei testi che mi sono stati restituiti. Risultati allarmanti che hanno spinto la docente ad allargare il test a tutto l'istituto, 367 gli studenti che hanno risposto in forma anonima, un dato su tutti è eclatante. Abbiamo quasi un 20% di ragazzi che risponde che sta più di 15 ore davanti al web, questo è un dato preoccupante secondo me. Le conseguenze di questa sovraesposizione sono molteplici. E pochissimi riescono poi alla fine nell'arco delle 24 ore a recuperare il sonno perso, la maggioranza quel sonno l'ha perso, quindi rimane in deprivazione. Cosa vuol dire? Un ragazzo deprivato del sonno, un ragazzo più stanco, che apprende molto peggio, con una memoria più labile ma anche più irritabile. Da qui la necessità di porre un argine, di ricostruire una rete. Se alcuni ragazzi sono diventati dipendenti dal vamping, secondo me vanno aiutati, perché non è sufficiente rimandarli a scuola e pensare che automaticamente certe cose si risolvano da sole. Indispensabile partire dalle famiglie. Il genitore magari è stanco, ha lavorato tutto il giorno, va a casa, va a letto, dorme ed è assolutamente ignaro che il figlio invece veglia sul web, perché comunque è tranquillo nel suo letto e il genitore non se ne accorge. E oggi è stata una giornata di convocazioni in polizia locale. A Treviso vi posso dare degli aggiornamenti. Ci sono stati un 16enne convocato con un altro minorenne e coinvolto nell'aggressione all'agente di sabato mattina alla fermata del bus. Si è presentato con la mamma che nulla sapeva del fatto e che alla fine è scoppiata in lacrime per il figlio denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. C'è poi un altro ragazzo di 17 anni accompagnato dal padre, anche lui ignaro dei comportamenti del figlio, denunciato per rissa. Tra i più attivi 2 sabati fa nelle zuffe. Il terzo, che si sentirà nelle prossime ore, è un marocchino 22enne di Cornuda, ma che non è appunto reperibile al momento. Emerge chiaramente il fatto che i genitori siano spesso ignari di quello che fanno i figli il sabato pomeriggio. Questo è il doveroso aggiornamento di cronaca. E su questo verte il sondaggio di questa sera di Ring, la trasmissione di prima serata condotta in studio dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Baby gang e pestaggi, colpa del Covid? Se sì, il numero è quello verde, 0422 1626 691, se no non è colpa del Covid a vostro giudizio, il numero è quello in rosso, 0422 162 6690. La chiamata come sempre è gratuita, un fenomeno complesso. Questa sera se ne parlerà a Ring con Avarino. E rimaniamo in tema di scuole e di giovani, ma per parlare di Covid e di contagi. Sono stati diffusi oggi dall'ULSS 2 della Marca gli ultimi dati relativi all'andamento dei contagi da coronavirus tra gli studenti trevigiani, 95 complessivamente le classi coinvolte, 33 sono in quarantena, 13 delle quali materne, 7 rispettivamente tra elementari e medie, altre 62 sono in monitoraggio. Il 25% dei positivi in provincia di Treviso ha meno di 12 anni, afferma il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, contagi che però sarebbero sotto controllo. Quasi tutti i minori di 12 anni attualmente positivi sono asintomatici e i loro genitori sono vaccinati, quindi il rischio di contagio tenendoli in quarantena è minimo, dice sempre il direttore generale dell'ULSS 2. Un mese fa l'aggressione a un commerciante di via Roma a Treviso, accerchiato da alcuni stranieri per aver filmato quello che succedeva nella zona, da sempre molto problematica. Ora a carico di 4 soggetti sono scattate le denunce e anche dei DASPO. 4
4 denunce per violenza privata e 3 Daspo Willy. A poco più di un mese dalle minacce subite da un commerciante di via Roma, accerchiato da un gruppo di giovani che lo accusavano di fare la spia con le forze dell'ordine dei loro traffici nel quartiere, la polizia ha identificato e denunciato i 4 autori di quell'azione intimidatoria, 3 nigeriani, 2 di 38 e 1 di 24 anni e un 39enne cinese. Nei confronti di queste persone sono state anche applicate dei provvedimenti di carattere amministrativo, 3 su 4, perché sono per il periodo di 2 anni costoro non potranno frequentare i locali di via Roma. Il commerciante dopo quell'episodio aveva deciso di chiudere definitivamente l'attività. In seguito a quell'aggressione la questura ha intensificato i controlli nella zona tra la stazione e Ponte San Martino, identificando quasi 900 persone, 200 delle quali con precedenti. Grazie a questi controlli abbiamo mappato la zona, abbiamo individuato i soggetti con maggiore pericolosità sociale e quindi nei confronti di costoro abbiamo applicato altre misure di prevenzione, quindi il divieto di ritorno nel comune di Treviso per 3 anni, per 13 persone e per 2 persone invece l'avviso orale. Cerchiamo in qualche modo, certo non sarà un discorso facile né breve, di bonificare per quello che è possibile quella zona. In materia di normativa anti-Covid poi la polizia amministrativa insieme a polizia locale e vigili del fuoco ha effettuato un controllo in un locale in Fonderia, l'Aqua Lounge Disco Club, frequentato in prevalenza da clientela sudamericana. All'interno 120 persone, il doppio del previsto. Non erano rispettate le norme sul distanziamento, non c'erano le persone in buon numero all'interno, non avevano il dispositivo di protezione individuale, quindi la mascherina, le persone erano tante, 120 persone e quindi c'era un pericolo dal punto di vista sanitario, c'era un pericolo per la sicurezza pubblica perché sono state riscontrate anche alcune violazioni alla normativa antincendio. Al locale, oltre a sanzioni per diverse migliaia di euro, è stata quindi imposta la chiusura per 5 giorni. Sempre con Lina Paronetto ci spostiamo per la cronaca, andiamo a Falzè per un episodio davvero particolare successo ieri sera. Le 20:30 di ieri sera Alessandro Dalbò e Monica Favaro, marito e moglie, titolari dell'antica osteria Pozzi di Falzè di Piave, si preparavano a chiudere. Improvvisamente un cliente, un 45enne della zona, è entrato urlando come una furia. Comincia a urlare: comunisti, vi siete vaccinati, vaccinatevi, comunisti schifosi. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? No, ero al bar, cosa vuoi? E un anziano che era sopra là che mangiava, no? Che ormai fa parte dell'arredamento per una famiglia né niente, seguita, cosa vuoi? Detto, ma è andato su, gli ha dato uno schiaffone in faccia, io sono corso su, l'ho preso e l'ho buttato fuori, no? All'esterno 2 amici del ristoratore hanno invano cercato di trattenerlo. Calci alla porta, la lavagnetta in frantumi, rientrato, l'uomo ha preso a pugni la vetrinetta del bancone danneggiandola, quindi ha lanciato un vaso rischiando di colpire Monica. Qui nel locale sul tema Green Pass si fa dell'ironia. Il titolare aveva protestato la scorsa primavera per essere stato multato per aver offerto un bicchiere di vino a 3 clienti quando si poteva solamente vendere per asporto. Le sue posizioni, a volte polemiche contro le restrizioni, potrebbero aver scatenato la reazione di questo soggetto. La cosa che più mi disturba nel fatto di questo Green Pass è che è possibile che se uno è vaccinato e uno no, non ci possa essere un rispetto della volontà di uno se vuole o meno farlo. E questa persona che entra e inizia a litigare per una cosa talmente... è assurdo, secondo me. Non unisce il popolo, ma lo sta dividendo. Voi avete sporto denuncia? Sì, abbiamo fatto denuncia per lesioni, danni, minacce e tutto quello che va dietro. Non se la cavano così com'è. A Santa Lucia di Piave perché continua la battaglia del sindaco Szumski contro il Green Pass, allestito il gazebo a fianco del municipio. L'abbiamo preparato, abbiamo ancora qualche giorno perché il 15 di ottobre insomma, è data ufficiale, però intanto ci alleniamo per vedere come funziona. Eccolo il gazebo a fianco del municipio, arrivato e allestito come annunciato qualche giorno fa dal sindaco medico di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski. Il singolare ufficio all'aperto per ricevere cittadini e dipendenti comunali dopo il 15 ottobre, quando sarà obbligatorio il Green Pass negli uffici pubblici. Una decisione che ha fatto discutere, definita ennesimo episodio di folklore ma anche estremo segno di debolezza dal direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi,
ai ferri corti da mesi con Chomsky per le sue posizioni come medico su vaccini e Green Pass, con più di un procedimento a suo carico. Intanto la struttura verrà già testata nelle prossime ore. Il gazebo mi è stato offerto in prestito, ma insomma capirete che posso permettermelo ancora, con tutto il rispetto per chiunque. Prateatico non è dovuto, svolgo funzioni di sindaco, mica invito gli amici a bere un'ombra. Ma non è finita qui. Il primo cittadino che nel weekend ha partecipato alla manifestazione No Green Pass e Novax di Piazza San Giovanni a Roma è deciso a portare proprio il dibattito sulla certificazione verde in Consiglio Comunale in queste ore. Abbiamo un ordine del giorno che la maggioranza ha presentato, ma sarà oggetto di dibattito, essendo un ordine del giorno politico dove insomma, noi vorremmo come maggioranza esprimere la condanna dell'utilizzo del Green Pass come elemento di contenimento politico più che sanitario della popolazione. E ci vorrà inevitabilmente il Green Pass per entrare e visitare le fiere di San Luca a Treviso, perché ritorna la tradizione. L'accesso al parco di divertimenti sarà consentito solamente ai soggetti in possesso di Green Pass e la verifica del Green Pass avverrà prima di entrare al parco divertimenti. È l'obbligo del Green Pass per poter accedere all'intera area del Prato della Fiera, la principale novità dell'edizione 2021 delle Fiere di San Luca, la festa più popolare ed amata di Treviso, che dopo un anno di stop torna dal 1 al 24 ottobre. Sicurezza al primo posto con varchi e percorsi. Creeremo 2 varchi, uno in via Sant'Ambrogio e uno in via Martini, dove ci sarà il controllo del Green Pass. Chi è munito di Green Pass avrà un timbrino sulla mano e potrà passare. Ai varchi troveremo i carabinieri in congedo e gli alpini che ci sosterranno, e per i residenti invece abbiamo studiato dei pass particolari in modo che loro non debbano fare la coda. Nei fine settimana ci sarà anche un punto per effettuare il tampone rapido a pagamento. Poi all'interno dell'area valgono le regole di distanziamento, igienizzazione e mascherina sulle attrazioni se non si è dello stesso nucleo familiare. Forze dell'ordine, bodyguard a vigilare, anche perché dopo gli episodi nelle ultime settimane potrebbe esserci il rischio di un trasferimento delle bande di ragazzi dal centro della città alle fiere. Il comune si appella alle famiglie. Credo che però al netto di quella che sia o che debba essere l'educazione civica di questi ragazzi e delle loro famiglie, a un certo punto bisogna prendere atto del danno che causano alla città. Quindi non escludo che si possa anche valutare, in considerazione dei soggetti che vengono identificati, di capire se queste condotte portano dei danni alla città e chiedere anche un risarcimento per il danno anche di immagine che la città subisce. 101 le attività tra attrazioni e chioschi come nel 2020, ma le fiere di quest'anno dureranno una settimana in più. Una decisione presa sia per diluire in più giorni le presenze, sia per andare incontro agli attrazionisti fermi da oltre un anno e mezzo. Emozione ed occhi lucidi per chi in questo periodo difficile si è dovuto reinventare un mestiere. Io personalmente sono andato a lavorare, ho fatto l'autista, tutti i miei colleghi diversi hanno lavorato qui per Contarina, o chi si è anche fatto il fabbro, cioè insomma pur di portare a casa per la famiglia si sono inventati nuovi lavori. In piena notte si trova faccia a faccia con il ladro in camera, paura per un anziano a Cairano San Marco. Un rumore improvviso in piena notte, a pochi passi dal letto, una sagoma indistinguibile che si muove, l'incubo peggiore che si materializza. C'è un estraneo in camera. A passare istanti terribili lunedì scorso, attorno all'1:30, un anziano di 78 anni nell'abitazione di Cairano di San Marco, dove vive da solo. Il ladro era entrato poco prima da una finestra lasciata aperta nel pian terreno e aveva già messo a soqquadro la zona giorno, razziando pochi spiccioli e una bottiglia di liquore. Poi la decisione di salire in camera per cercare altro denaro. E qui al buio i rumori che hanno svegliato l'anziano. Accesa la luce si è trovato di fronte il malvivente. Lo spavento, le urla, il ladro, a volto scoperto, fortunatamente non armato, decide di scappare. Il 78enne ancora scosso ha trovato la forza di chiamare i carabinieri. Indagini veloci grazie anche al racconto dettagliato della vittima, finché il bandito è stato identificato, un 44enne rom senza fissa dimora e con precedenti per furto. Ora i militari cercheranno di accertare se l'uomo sia responsabile anche di altri colpi analoghi avvenuti in zona di recente.
Doppia denuncia dei carabinieri per 2 uomini trovati in possesso di armi durante i controlli della fine settimana. Il primo, un 35enne di origini tunisine, fermato sabato notte in piazzale Duca d'Aosta a Treviso. In auto aveva un coltello di 22 cm e un taglierino di 17 cm circa, con all'interno altre 6 lame da 10 cm ciascuna. Il secondo, invece, un 25enne italiano bloccato a Roncade e in possesso di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm. C'è la pubblicità fra poco. Di nuovo in studio per aprire la pagina politica e andare a Conegliano in vista delle amministrative 2021 con la presentazione questa mattina nella città del Cima di un progetto proposto dal candidato sindaco Garbellotto e condiviso dai sindaci di Cortina, Treviso, dal vice sindaco di Venezia e anche dal presidente del Veneto Zaia. Noi dobbiamo ragionare come i tre grandi siti dell'UNESCO, Venezia e la sua laguna, Cortina le sue Dolomiti, Conegliano e con Valdobbiadene le sue colline, e cercare quindi di far squadra e diventare attrattivi anche per l'estero in modo tale da velocizzare questo impatto positivo che l'UNESCO ci porterà. Questa è la visione per il futuro di Conegliano, città non solo di cultura e del saper fare, ma anche di un patrimonio economico che è il Prosecco, con la prospettiva di sviluppare un intero comparto che invece è quello turistico. Del resto la pandemia ha rivoluzionato le presenze negli hotel della città del Cima. Oggi abbiamo gli anni dell'UNESCO che ci aspettano, per cui un turismo d'affari che rimane, che non cala, ma non cresce. Ciò che cresce e crescerà moltissimo è il turismo che viene per ciò che noi offriamo, per il nostro prodotto. E l'offerta, secondo Garbellotto, non potrà più essere limitata a Conegliano e le sue colline. Ecco quindi il perché dell'incontro di oggi, dove erano presenti il presidente del Veneto, il vice sindaco di Venezia, il sindaco di Cortina e quello di Treviso. C'è bisogno di avere visione sul Veneto, quindi non solamente Cortina e Venezia, ma anche territori quali Treviso e Conegliano devono far parte di una rete dove bisogna assolutamente cogliere l'opportunità turistica e sportiva offerta dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e da altre occasioni che arriveranno in seguito a questo grande evento. A Conegliano è il centro tra Venezia e Cortina praticamente, no? È chiaro che con Treviso stiamo già parlando per il tema del biglietto unico e quindi di avere la possibilità di visitare i musei di Treviso con i musei di Conegliano con un biglietto unico. È chiaro che poi, come diceva giustamente che il vice sindaco di Venezia ha un sovraturismo per quella che è la proiezione futura, è chiaro che deve fare ridistribuzione sul territorio e noi siamo qua pronti ad alzare la mano e dire grazie. Turismo quindi nuova frontiera per l'economia non solo di Conegliano e della Marca, ma di tutto il Veneto, con riconoscimenti come le colline UNESCO, motore di sviluppo del settore. Quest'area è la porta del patrimonio dell'umanità, Conegliano Valdobbiadene, fra l'altro il sito si chiama Le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, quindi un grande aiuto anche nel nome, ma soprattutto la volontà di capire fino in fondo che questa sarà una zona assolutamente aggredita in maniera positiva da un turismo che sarà sempre più attento, sempre più informato, che verrà nei nostri territori. A sostegno invece del candidato sindaco Fabio Chies è arrivato il sindaco di Venezia Brugnaro. Beh, ripartiamo da dove ci siamo fermati, tante opere fatte, la Colombo Est è terminata, nuovo comando dei vigili urbani finalmente in funzione, caserma Maras con l'impalcature su, ripartiamo da lì, abbiamo tante cose da fare, sappiamo come farle e non vediamo l'ora che arrivi il 3-4 ottobre. I concorrenti dicono che però manca visione, c'è piccolo cabotaggio, bisogna pensare a una Conegliano un po' più alla grande. I concorrenti prima di dire che manca visione dovrebbero capire come è fatta Conegliano, già ci stanno lavorando, io spero che ci arrivino in tempo per le elezioni. Non usa giri di parole Fabio Chies per ribattere alle stoccate che stanno arrivando in questi giorni dagli altri candidati sindaci per Conegliano, in particolare dallo stesso centrodestra con la Lega che non dimentica il commissariamento. Dichiarazioni nel corso dell'incontro con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, venuto appositamente nella città del Cima per sostenere un candidato che in realtà non appartiene al suo partito. È un giovane, è un ingegnere, una persona che non ha bisogno di avere ruolo in politica e forse per quello in qualche modo deve riconquistare la fiducia che tanti gli hanno tolto, probabilmente per motivi vari. Insomma. Secondo Brugnaro, chi lavora ha diritto di essere adeguatamente rappresentato nelle istituzioni, da quelle nazionali, da cui l'idea del suo nuovo partito, a quelle locali.
A questo popolo del lavoro bisogna dare una rappresentanza politica e bisogna cominciare dalle istituzioni locali, bisogna guardarci vicino prima di tutto. E anche in questa circostanza il sindaco della città lagunare richiama tutti i veneti al concetto di un'unica grande città metropolitana. Con Treviso, Padova, Conegliano, ma anche Pordenone, e Rovigo e Belluno. Questa è la città, perché dove casca l'acqua e dove finisce in laguna o nel nostro ambito idrico, lì c'è la nostra storia, c'è la nostra tradizione. E c'è anche il traino turistico, di un turismo che non può più sovraffollare Venezia. Perché qui siamo a Venezia di Conegliano, ovviamente. Però in questo senso noi dobbiamo raccontare ai giapponesi, agli americani, agli australiani che vengono a Venezia la storia vera della città, che è città di mare e città di terra. Temi pratici che secondo Brugnaro dovranno sempre più definire la politica di domani. Lo dico anche alla sinistra o ad altri che hanno altri pensieri più radicali, eccetera. Dico, fate le vostre proposte, raccontatele bene le vostre, più che denigrare quelle degli altri. A quel punto l'elettore è maturo, è molto più maturo della politica e sceglierà tranquillamente. Dalla politica allo sport con la prima vittoria di stagione per la Treviso Basket. La prima giornata quando la perdi sembra che sei la squadra peggiore del campionato e quando la vinci cominci a fare dei voli pindarici. Ecco, per questo poi dopo devi combattere la soddisfazione e se invece con freddezza riguardi la partita vedi che c'è tanto da fare. La filosofia del guardare il bicchiere mezzo vuoto applicata al basket. Max Menetti ha dimostrato ampiamente che al di là di tecnica e fisico conta la mentalità e bisogna evitare la sindrome della soddisfazione. Così dopo la vittoria schiacciante su Tortona nell'esordio di campionato, il condottiero della NutriBullet tiene i piedi per terra. Certo, è stata un'estate di soddisfazioni con la qualificazione di Champions e ora si parte con il piede giusto, schiantando la neopromossa Dertona 92-77 sul campo avversario. Ma all'orizzonte c'è già la sfida del Palaverde contro la Reyer. Nei primi due quarti Treviso avanti, ma troppe imprecisioni tengono a galla Tortona. La chiave del successo il terzo quarto dilagante, l'artiglieria guidata da un Thomas Dimsa stellare. Per il numero 33 lituano ci sono 28 punti e lo spettacolare 8 su 10 da 3 che spezza ogni velleità degli avversari. È lui l'MVP di gara, coadiuvato dai migliori Russell e Sokolowski che si potrebbero desiderare. Ma è tutta la squadra che gira a dovere, anche se Menetti vuole di più, soprattutto perché con Venezia sarà tutta un'altra storia. Credo che una squadra che vuole essere ambiziosa sicuramente deve fare meglio. Secondo me noi abbiamo avuto varie parti della partita, nei primi due quarti le 9 palle perse e il finale della partita dove siamo stati molto poco precisi, quindi sicuramente una squadra che vuole essere ambiziosa deve avere nella testa di fare meglio. Andiamo subito a Belluno. In apertura i temi delle Olimpiadi 2026, in particolare le infrastrutture con la Regione del Veneto che conferma l'intenzione di accelerare sulla pista da bob, opera molto contestata in questo periodo. Più in generale si guarda alla mobilità fra le valli. Bob deve rispettare l'ambiente, Bob deve essere poco invasivo, ma ricordo anche che lì c'è una pista da riqualificare, da bonificare, che lì nessuno si ricorda di dire ci vorranno quanto? 10 milioni di euro. Allora l'alternativa potrebbe essere portare il Bob a Innsbruck, che sarebbe già la prima sconfitta, ci costerebbe 30 milioni di euro. Dopodiché abbiamo una pista vecchia da bonificare altri 10 milioni di euro e cerchiamo di vedere cosa ci costa invece fare questa operazione bonificando e non devastando il territorio. La Regione non rinuncia alla pista per il bob in vista delle Olimpiadi 2026 e tira dritto sul progetto da circa 80 milioni di euro, tra i più contestati dalle associazioni ambientaliste recentemente messo in discussione con un sondaggio fra i residenti. Insomma, l'opera si farà e la sostenibilità, assicurano Regione e Comune, sarà massima. C'è una condivisione anche con le province di Trento e di Bolzano per quanto riguarda anche la futura gestione di quell'intervento. Cortina ha la storia, la cultura per quello sport, è un intervento che farà sicuramente non solo bene alle Olimpiadi ma anche a Cortina tutta. Ma la pista per il bob è solo una tessera di un mosaico più complesso che riguarda più in generale i collegamenti sciistici della montagna dalla Valle di Zoldo al Cristallo. I collegamenti si vogliono fare ma rispettosi delle zone ZPS, del SIC, di tutto quello che sono
le norme non è che si vanno a spianare montagne e distruggere boschi, insomma ci sono delle soluzioni, il mio assessore Canella sta lavorando a questo con i colleghi, vedremo quali saranno poi le proposte. Collegato il nodo della viabilità e questo con l'Alemannia in particolare, che nonostante i cantieri continua a essere malata cronica, qui la partita è in mano principalmente a governo e ANAS, a loro e alla nuova agenzia per le infrastrutture si rivolge il primo cittadino, Ampezzano. Si sono persi, bisogna ammetterlo, quasi 2 anni. L'Agenzia per le infrastrutture è nata proprio in questo mese di settembre, ci vorrà probabilmente ancora qualche settimana prima che prenda a lavorare. E detto questo, siamo nei tempi per poter fare tutti gli interventi, però ci vogliono poteri speciali. Poteri speciali quindi per accelerare questa e altre opere intervallive. Tutti gli eventuali collegamenti intervallivi, Cortina-Rabba, Cortina-Civetta, significa avere un circuito turistico che valorizza tutta la montagna veneta. Domani martedì il vertice al Mise, il 5 ottobre la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti da parte degli investitori che hanno partecipato alla gara iniziata lo scorso 14 giugno. Saranno di certo i 7 giorni più lunghi nella storia di ACC, come li definisce la FIOM CGIL di Belluno, che aggiunge: domani il Ministero deve uscire definitivamente dalle nebbie omissive degli ultimi mesi e deve dire una volta per tutte se metterà a disposizione di ACC i finanziamenti previsti dal fondo per le grandi imprese in crisi, per quale importo e quando. Intanto proprio domani nel pomeriggio il ministro allo sviluppo economico Giorgetti sarà in Veneto per un tour elettorale. Con il ritorno della pedonata a Longarone sono cominciate ieri le manifestazioni per l'edizione, la commemorazione, la 58esimo anniversario della tragedia del Vajont. 3.000 i partecipanti. In 3.000 la pedonata sui luoghi del disastro del Vajont, un numero record per la manifestazione che ritorna dopo lo stop forzato dello scorso anno e che è riuscita a radunare partecipanti provenienti non solo dall'Italia ma anche da tutta Europa e dall'altra parte del mondo, addirittura dalla Nuova Zelanda. Ci sono dei momenti e dei luoghi che si possono vedere solamente con questa manifestazione, in particolare il Ponte Tubo che di fatto guarda la diga, che è a metà della diga, e questo lascia veramente tutti un sentimento molto profondo. Penso che questa manifestazione è nata proprio con questo scopo, quello di cercare proprio di fare memoria attraverso lo sport in una giornata di riflessione che possa permettere a tutti di vedere con i propri occhi il luogo simbolo della memoria del Vajont, che è la diga. Un interesse internazionale che paradossalmente non coinvolge le nuove generazioni di Longarone, divisa, dice il sindaco, tra chi quella tragedia l'ha respirata e vissuta e chi è venuto ad abitare qui dopo. Noi organizziamo una visita al cimitero il 7 di ottobre proprio con alcune scolaresche del nostro territorio, ma devo dire che c'è una partecipazione di giovani decisamente bassa. È un tema questo che va affrontato, che io cerco sempre di affrontare, ma credetemi non è facile da soprattutto coinvolgere questa parte di mia cittadinanza che vive il Vajont con distacco. Eventi e celebrazioni si susseguiranno per quasi un mese. Il 9 ottobre, anniversario della strage, dalla chiesetta sconsacrata di San Cipriano di Roncade, le comunità di Roncade, San Biagio e Longarone saranno ancora una volta unite, seppur in collegamento, per la tradizionale veglia, evento che Antenna 3 manderà in onda in diretta. Per la prima volta io non sarò a Longarone a partecipare alla veglia, ma andrò a Roncade, verrò a Roncade a condividere con gli amici di questa comunità questo momento di memoria molto molto bello. Ogni volta che incontro queste persone mi lasciano un segno veramente di vicinanza e di attaccamento a noi fortissimo, e quindi sono veramente felice di essere con loro a condividere questo momento di ricordo proprio nella serata del 9 ottobre. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera a partire dalle 21:15 con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ci saranno Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Gianangelo Boff della Lega, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto. Ring, la politica alle corde, questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Non ci sono
sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Un timido anticiclone conquista il nostro territorio. La giornata di martedì 28 settembre sarà dunque all'insegna di un tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto, in mattinata tuttavia non si escludono locali foschie o nebbie in pianura e sulle vallate alpine, ma in dissolvimento con il passare delle ore. Altrove ampi spazi di sereno e cielo soleggiato. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, non sono attese piogge, come vediamo il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una giornata tutto sommato tranquilla e soleggiata, con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime infine sui 26 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, come sempre in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.